Sono emozionato nel lasciare Treviso dopo 13 anni di servizio in questo territorio. In tutto questo tempo ho avuto modo di occuparmi delle indagini che hanno riguardato i più gravi delitti ed eventi della provincia, e questo è stato per me motivo di particolare crescita e maturazione professionale. Al di là di quelli che possono essere stati successi e non investigativi, mi sento in dovere veramente di ringraziare tutti i miei superiori che si sono succeduti nel tempo e che mi hanno dato il loro apporto, mi hanno consentito di lavorare con serenità e tranquillità. Un grazie particolare sicuramente ai miei collaboratori, senza i quali non avrei potuto fare nulla, e solamente grazie a loro sono stati scoperti gli autori dei gravi delitti della Marca. Però voglio rivolgere comunque un caloroso ed affettuoso saluto a tutti i trevigiani con cui ho instaurato un ottimo rapporto, e comunque a Como porterò un pezzo di Treviso, avendo sposato nel frattempo una trevigiana. Ecco, quali sono i casi che ricorda maggiormente? Quando sono giunto nella Marca, il primo caso che mi ha visto coinvolto è stato il rinvenimento del cadavere di una neonata in un campo di Scandolara di Zaro Branco, la piccola Gioia, il caso essendo stato il primo che ha particolarmente segnato la mia professione in questa provincia. E poi anche il sequestro Tassitani l'ha vista coinvolta. Insomma. Sicuramente il sequestro di Iole Tassitani, il tragico rinvenimento del suo cadavere, va fatta sicuramente menzione al duplice omicidio di Gorgo al Monticano, tra i casi più gravi. E lei se ne va lasciando purtroppo insoluto il delitto Simonetto, ma ha detto: non escludo che in futuro possa risolversi anche quel caso. C'è sicuramente il rammarico di non aver individuato l'autore dell'omicidio di Emanuele Simonetto, ma posso garantire a tutti che l'indagine è sempre viva. Vi sono margini di ulteriori sviluppi investigativi in qualsiasi momento, atteso il notevole bagaglio investigativo che è stato raccolto sulla vicenda. Quindi non escluso che il delitto possa essere risolto.